19enne di Pravis Domini al secondo giorno di lavoro e un collega di 44 anni di Morsano sono morti questa mattina in un incidente nel Veneziano. Erano a bordo di un furgone che si è scontrato con una betoniera. La sua potente auto si è ribaltata ieri notte lungo Viale Venezia e subito dopo ha preso fuoco e leso per miracolo il centrocampista dell'Udinese Wallace, che questo pomeriggio era già in campo ad allenarsi. 100 milioni per l'efficientamento energetico delle abitazioni e il fondo creato dall'amministrazione regionale per aiutare le famiglie ad affrontare il caro energia. I contributi si sommano alle detrazioni previste a livello nazionale. Dalle inadempienze contrattuali a vere e proprie truffe con caparre da migliaia di euro per lavori mai eseguiti, sono moltissimi i friulani che si stanno rivolgendo ai legali dopo essere rimasti invischiati nelle maglie del superbonus. Anche lo scorso anno alla nona l'Udinese pareggiò con l'Atalanta, ma allora i punti erano 10, oggi già il doppio e 13 dei 20 punti fatti sinora sono arrivati in rimonta nei 20 minuti finali. A tutti voi buonasera, ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo parlando di un'ennesima tragedia, una tragedia della strada ma una tragedia anche sul lavoro. Un 19enne di Pravis Domini al suo secondo giorno di lavoro è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto nel Veneziano. Nello stesso furgone viaggiava un collega di 44 anni di Morsano al Tagliamento, anche lui morto nello schianto, e il cugino del 19enne che è gravissimo, coinvolto anche un ragazzino di 12 anni, viaggiava in sella alla sua bicicletta e in condizioni disperate. È morto il suo secondo giorno di lavoro in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina a Torre di Mosto, nel Veneziano. Si chiamava Fayer Benedini, aveva compiuto 19 anni 2 giorni fa, risiedeva a Frattina di Pravis Domini, era nato a San Daniele del Friuli, ma era originario di Cecchini di Pasiano, dove vivono ancora i nonni. Il padre Roberto è molto conosciuto per la sua attività di operatore nei Luna Park del Triveneto. Nella tragedia di questa mattina, un impatto frontale tra un furgone e una betoniera, è morto anche Vincenzo Viscardi, di 44 anni, nato ad Acera e residente a Morsano al Tagliamento, lascia 2 figli piccoli e la moglie. Nello stesso furgone viaggiava anche il cugino di Fayer Benedini, Andy Benedini, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato all'ospedale di Mestre. Grave anche un 12enne che in sella alla propria bicicletta era appena uscito da casa. Pare che l'impatto tra i 2 mezzi sia avvenuto per evitare di travolgere il ragazzino. Questo dunque quanto accaduto questa mattina nel Veneziano. Si piangono dunque altri 2 morti sul lavoro e questo succede a pochi giorni dalla 72esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, che è stata celebrata proprio nella nostra regione domenica scorsa a Fiume Veneto. Allora abbiamo in collegamento telefonico Amedeo Bozzer, che è presidente dell'ANMIL di Pordenone, l'associazione nazionale dei lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Buonasera Bozzer. Buonasera a tutti. Buonasera. Un incidente con esito mortale che ha coinvolto 2 persone, tra le quali un ragazzo che aveva appena compiuto 19 anni. L'ennesima tragedia e ancora vittime da piangere sul lavoro. Sì, in effetti ne siamo ancora sconvolti tutti della notizia, perché a 2 giorni dalla giornata nazionale che dovrebbe aver fatto calare quello che è il tragico, i tragici eventi, non ci sono parole. Siamo vicini alla famiglia, siamo vicini, se c'è bisogno siamo qui per dare un supporto per quello che si può fare. Non ci sono parole, non possiamo più permetterci di lasciar stare. Ormai è arrivato il momento di veramente di aprire un tavolo di discussione su questo, su quello che è il dramma. Il dramma oggi è un dramma stradale, un incidente ad intinere, è chiaro, però anche questo fa parte sempre degli incidenti sul lavoro e purtroppo la sicurezza deve essere al primo posto di tutti. Nonostante l'incidente che sia avvenuto nella strada, qui bisogna valutare bene tutte le circostanze, ma soprattutto le caratteristiche, il perché avvengono queste. Oggi non possiamo più lasciar stare.
Ecco, chiaramente sono tutti gli accertamenti in corso, bisognerà fare chiarezza sulla dinamica, abbiamo però una certezza, piangiamo 2 persone, piangiamo ancora una volta un ragazzo giovanissimo in Friuli. Sì, in effetti eravamo anche l'altro giorno, 2 giorni fa, eravamo con i genitori di 3 ragazzi giovani che sono mancati in questi anni e oggi purtroppo piangiamo un altro ragazzo e un'altra famiglia che purtroppo ha la sofferenza, soffre dentro di questo, però ribadisco un concetto, oggi non è più possibile. Se nella strada ci sono i limiti, noi dobbiamo rispettare i limiti. Se dobbiamo mettere il caschetto, dobbiamo mettere il caschetto. Non è più possibile che se il 100% del giorno lavorativo tu devi adottare i dispositivi di sicurezza, tu devi adottare i dispositivi di sicurezza. Non può essere lasciato il 10% al caso. Ormai dobbiamo affrontare in maniera determinante questa piaga. Assolutamente dobbiamo fermarla, perché se no continueremo a parlarne e purtroppo ne parleremo per 2 o 3 giorni come tutti i casi, ma invece oggi dobbiamo fermarsi e discuterne una volta per tutte. Basta morti sul lavoro, basta incidenti stradali di questo genere. Pochi giorni fa ce ne sono stati 7 e non si può più permettersi a fare questo. Grazie allora ad Amedeo Bozzer, presidente dell'AMNIL di Pordenone, per il suo commento. Naturalmente seguiremo la vicenda anche con tutti gli approfondimenti del caso. Ora parliamo di un altro incidente, quello che ha visto coinvolto il centrocampista dell'Udinese Wallace la scorsa notte in Viale Venezia a Udine. La sua auto si è ribaltata e poi ha preso fuoco. Miracolosamente illeso il giocatore bianconero. È uscito miracolosamente illeso dal terribile incidente che si è verificato ieri notte in Viale Venezia a Udine e oggi si è allenato regolarmente. Sta bene il centrocampista brasiliano dell'Udinese, Wallace, di 27 anni, la cui auto, una potente Audi, è finita a ruotellare all'altezza della nuova rotonda in prossimità del supermercato Lidl prima di incendiarsi. Il calciatore è rimasto illeso, riuscendo a uscire dall'abitacolo prima che il veicolo venisse divorato dalle fiamme. Immediato l'invio da parte della Sores di un'auto medica e di un'ambulanza. Vista la dinamica importante, il centrocampista, che a quanto pare è stato soccorso inizialmente da 2 tecnici che hanno tentato di spegnere l'incendio con l'estintore, è stato trasportato comunque in pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia per accertamenti. Wallace è stato in seguito dimesso ed è già a disposizione di mister Andrea Sottil. Stanotte sul posto dell'incidente i vigili del fuoco del comando di Udine per gli accertamenti, la polizia di Stato. Oltre alle diverse chiamate giunte dalle persone residenti in zona, l'allerta incidente è partita anche dalla vettura, una macchina di ultima generazione che ha inviato allarme automaticamente al 112. 4 auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio sulla statale tra Cervignano del Friuli e Ronchi dei Legionari. Poco prima del ponte di Pieris, il conducente di una vettura, probabilmente a causa di un malore, ha invaso la corsia di marcia opposta, centrando una macchina che arrivava dall'altro senso di marcia. Coinvolte successivamente altre 2 utilitarie. Nessuno è rimasto ferito in maniera seria sul posto. I carabinieri della compagnia di Palmanova, i vigili del fuoco e personale sanitario. 165 milioni contro il caro energia. La Giunta regionale ha approvato questa mattina una serie di misure per supportare famiglie e non solo alle prese con bollette sempre più pesanti. La misura arriverà nei prossimi giorni in Consiglio regionale e si tratta di contributi da sommare alle detrazioni già previste a livello nazionale. Tra gli interventi l'installazione di pannelli fotovoltaici. Caro energia, è questo il focus delle variazioni di bilancio autunnali approvate oggi dalla Giunta regionale, una partita da 165 milioni di cui 100 milioni di euro per ridurre il costo dell'energia per i privati attraverso l'installazione dei pannelli fotovoltaici. La misura verrà concretizzata il prossimo anno ma sarà retroattiva per gli ultimi mesi di questo 2022. È una misura rivolta ai cittadini privati, sarà rivolta anche ai condomini, per capirci, non soltanto alle abitazioni singole, per dare un contributo che vada sommato alle detrazioni già previste a livello nazionale e per abbattere drasticamente, se non annullare,
il costo per ad esempio l'installazione di pannelli fotovoltaici e quindi un autoapprovvigionamento energetico per i nostri cittadini. Abbiamo garantito anche delle risorse importanti per evitare di bloccare i cantieri pubblici a causa dell'aumento del costo delle materie prime, e quindi penso ai 10 milioni per i cantieri VAIA, penso altresì alle necessità legate ai nostri enti di decentramento amministrativo, ben 4 milioni per le scuole, oltre 5 milioni per la viabilità gestita sempre dall'EDR. A questo non sono mancate delle iniziative anche finalizzate a garantire le linee contributive già in essere, 5 milioni di euro per le piccole e medie imprese e le imprese turistiche per scorrere graduatorie, 5 milioni per il fondo di rotazione in agricoltura, che è un ulteriore strumento messo a disposizione dell'emergenza che vivono anche i nostri agricoltori ed allevatori. Dal nuovo ecobonus regionale al superbonus 110%, nonostante molti ostacoli, aumentano sempre più cantieri e lavori legati appunto a questa agevolazione. Con le recenti norme anche le banche riprendono ad acquistare i crediti d'imposta, ma il tempo per i proprietari delle unifamiliari stringe e non mancano le ansie. Pian piano si stanno riaprendo i rubinetti delle banche pronte ad acquistare altri crediti d'imposta nell'ambito del superbonus. Le cessioni di tali crediti erano ormai bloccate da tempo in quanto gli istituti finanziari avevano raggiunto la capienza fiscale massima. Con gli ultimi provvedimenti del governo però è stata data la possibilità di estendere la cessione del credito anche ai correntisti, non persone fisiche, degli stessi istituti, e sono stati ripensati i limiti delle responsabilità, rimettendo in moto il meccanismo. Un sospiro di sollievo per chi è riuscito a scavallare il 30 settembre con il 30% dei lavori portati a termine e ore alle prese con l'ultimazione dei cantieri, che nel caso degli edifici unifamiliari dovranno essere chiusi e rendicontati entro il 31 dicembre, come rimarca il commercialista udinese Alberto Maria Camilotti, sottolineando che per fine anno è bene pagare tutte le fatture, ma potrebbe essere necessaria anche la prova dell'avvenuta chiusura del cantiere. Antenne alzate e il monito delle associazioni dei consumatori. Ci sono molte persone, spiega Barbara Puschiasis, di Consumatori Attivi, che si sono trovate senza inizio lavori ma con il cassetto fiscale svuotato. Ma nonostante i tanti ostacoli, il superbonus corre sempre di più. A fine settembre l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie e l'Energia ha registrato un aumento nazionale esponenziale delle agevolazioni per un totale di interventi ammessi a detrazione pari a 51 miliardi di euro contro i 43 di agosto. A settembre è stato raggiunto anche il record di 307.000 asseverazioni inviate contro le 243.000 precedenti, mentre gli investimenti per lavori conclusi hanno toccato quota 35 miliardi contro i 30 del mese precedente. Insomma, il superbonus fa ancora gola a tutti. E poi c'è l'altra faccia del superbonus. Sono moltissimi i friulani che si stanno rivolgendo ai legali dopo essere rimasti invischiati nelle maglie dell'incentivo fiscale a causa di lavori promessi ma mai iniziati. Inadempienze contrattuali, se non vere e proprie truffe. Il popolo di coloro che sono stati beffati dalle illusioni del superbonus cresce sempre più anche in Friuli. Gli studi legali sono zeppi di persone che si rivolgono a loro dopo aver pagato per pratiche e lavori mai visti. Uno dei problemi è quello di aver consegnato delle caparre, delle cauzioni richieste dalle aziende inizialmente di 1.000, 2.000 o 3.000 euro per iniziare i lavori, per avviare le pratiche iniziali. Queste aziende hanno addotto delle scuse, quali per esempio la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime oppure il cambio delle normative, lasciando sostanzialmente trascorrere settimane e mesi e promettendo che i lavori sarebbero iniziati di lì a poco. I privati si sono ritrovati a non aver fatto i lavori e adesso a non poterli nemmeno più fare, visti i termini di legge, e quindi ad aver subito un grave danno. Persone che sono pronte a fare causa alle aziende ma che difficilmente rivedranno i soldi, soprattutto se il raggiro era architettato ad arte. Ad esempio in un caso qui della zona di Pordenone il cliente mi ha riferito che la ditta è arrivata scaricando il materiale che doveva essere in teoria utilizzato per fare i lavori nel giardino di casa, fatto alcune foto e poi ricaricato il materiale sul furgone per sparire poi per sempre. Questo naturalmente denota un artificio o un raggiro e quindi una vera e propria truffa, che però va denunciata entro 3 mesi dalla scoperta del danno. A Udine i primi segnali di aumento della povertà delle famiglie. Rispetto allo scorso anno le richieste ai servizi sociali sono aumentate del 47%.
A Udine cresce del 47% rispetto al 2021 la percentuale di persone che si rivolgono ai servizi sociali per ricevere un sostegno economico. Lo scorso anno il Comune ha aiutato 109 persone spendendo 169.000 euro. Nel 2022 gli utenti assistiti sono 161, con una previsione di spesa complessiva di 197.000 euro. Il Comune di Udine, con fondi propri, una competenza specificamente comunale, quella del contributo economico, ha dato assistenza a casi, chiaramente nuclei familiari, ovviamente preventivamente vagliati, verificate che ci fosse questa necessità dei servizi sociali. Un altro dato interessante è quello che riguarda le bollette, temiamo di essere solo all'inizio, 10.000 euro di contributi per il pagamento delle bollette nel 2021, 35.000 euro nel 2022 ad ora. Questi sono dati che dimostrano quello che tutti temiamo, che si stia configurando una situazione di disagio economico cui comunque i servizi sociali possono far fronte e dare sostegno anche con altre misure. Bilanci dunque delle famiglie in difficoltà e su questi tornano a pesare anche i carburanti. In particolare sta aumentando il costo del diesel alla pompa. Solo negli ultimi giorni il rincaro è di oltre 20 centesimi al litro. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, conseguenze dei rialzi delle quotazioni del petrolio, ma il giro di aumenti ha colpito soprattutto il diesel. Negli ultimi 10 giorni praticamente è aumentato di 23 centesimi, un 14% in più, e sinceramente non sappiamo spiegarcelo nemmeno noi il motivo. Abbiamo sentito tutti cosa sta succedendo in giro, però al momento c'è stato questo forte incremento di 23 centesimi in 10 giorni che non ci aspettavamo. Prevedete altri aumenti o non riuscite a fare questa previsione? No, non riusciamo a avere questa previsione in questo momento qui. Noi abbiamo tutti i giorni i prezzi che vanno in base al mercato internazionale, per cui lo scopriamo la mattina per il giorno seguente. Temete insomma di vedere questi prezzi la mattina? Esatto. Un tempo si puntava all'acquisto di auto a motore diesel per risparmiare. A questo punto i friulani sono sempre più tentati da nuovi modelli di auto ibride e qualcuno è intenzionato a passare da diesel a benzina. Sentiamo. Lei aveva comprato diesel con la prospettiva di risparmiare, adesso toccherà comprare un ibrido, elettrico? Ci penseremo, dai, ci penseremo, però se avanti così chissà. Benzina non ho mai pensato di cambiare, quindi non ci ho fatto proprio caso. Questo è un periodo che ti va bene appunto perché è ancora benzina, ma non hai mai pensato di convertirti, visto i rincari, all'ibrido o all'elettrico? No, intravedo un unico futuro magari con l'ibrido. 15 giorni che non facevo rifornimento ed effettivamente si è aumentato. Comprerebbe una macchina diesel lei? No, appena preso questa, proprio avevo diesel, adesso ho preso benzina. Quindi lei si è convertito da diesel a benzina? Sì, anche perché tutte le limitazioni che ci sono per il gasolio. Per fortuna tu hai benzina e non diesel, sei commentata? Sì, sono aumentati i prezzi alle stelle. Tu almeno rimani a 1,648, non penseresti di cambiare macchina, convertirti al diesel? No, direi di no. Benzina forever. Ancora cronaca, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sequestro, tortura ed estorsione, accuse mosse nei confronti di un 24enne bengalese che da Lampedusa era arrivato a Gradisca d'Isonzo. Intanto nell'Isontino è emergenza immigrazione. Un cittadino bengalese di 24 anni, giunto a fine settembre a Lampedusa su un barcone per poi essere trasferito al CPR di Gradisca d'Isonzo, è stato posto a fermo insieme ad un connazionale 32enne. L'accusa è di sequestro, tortura, estorsione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in concorso. I due bengalesi erano arrivati a Lampedusa su un barcone diverso da quello dove erano stati imbarcati invece i connazionali che in Libia erano stati tenuti prigionieri e torturati affinché pagassero o saldassero le somme pattuite all'inizio del viaggio dal Bangladesh. I poliziotti agrigentini sono arrivati all'identificazione dei due dopo aver sentito alcuni connazionali che hanno raccontato quanto avevano vissuto. Dall'inchiesta è emerso che i bengalesi erano arrivati a pagare fino a 10.000 euro per il viaggio dal loro paese d'origine fino alle coste italiane. Chi saldava prima della partenza dalla Libia riceveva un buon trattamento nel campo di detenzione.
Intanto tra Gradisca di Sonzo e Sagrado emergenza migranti. A decine ogni giorno arrivano nei 2 comuni dell'Isontino attraverso la rotta balcanica. Una situazione sempre più complicata considerando che i posti al CARA di Gradisca sono nuovamente esauriti e quindi la maggior parte dei richiedenti asilo che arriva non resta che bivaccare nei parchi comunali. Le previsioni futuro sono tutt'altro che rassicuranti. Ancora senza esito purtroppo le ricerche di Alberto Cacitti, l'81enne di Tolmezzo, scomparso nel nulla mercoledì scorso dopo aver posteggiato la sua auto in località Vons. Sono riprese le operazioni questa mattina, le squadre del soccorso alpino, dei vigili del fuoco, guardia di finanza, protezione civile, vigili urbani e carabinieri sono ormai impegnati da una settimana nelle ricerche dell'uomo, come detto purtroppo al momento senza esito. Un vasto incendio ha devastato il Burger King di Trieste. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono ingenti e ci sono 50 sfollati. Nessun ferito e tanta paura. Intorno alle 22 di ieri sera è divampato un violento incendio all'interno del Burger King di Trieste, situato nel centrale viale 20 settembre. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme spegnendole intorno alle 5 del mattino. Tutto si è sviluppato all'interno del locale, coinvolgendo però anche il tetto dello stabile che ospita un residence, con una cinquantina di persone che sono state evacuate e spostate in altra struttura. Le fiamme potrebbero essere divampate per un cortocircuito di alcuni macchinari, ma i vigili del fuoco stanno lavorando per la bonifica e per individuare con certezza l'origine che potrebbe essere collocata nella zona delle friggitrici. Quando è scoppiato l'incendio il locale era operativo, ma non ci sono state criticità nell'evacuazione dello stesso e dell'intero edificio, anche se gli ospiti hanno potuto recuperare i loro beni solamente questa mattina quando si è concluso il lavoro dei vigili del fuoco. Attualmente lo stabile, visto l'alto indice di monossido di carbonio, non risulta comunque accessibile. Le fiamme erano visibili da tutta la città perché hanno risalito la canna a fumare, interessando, come detto, parte del tetto senza però intaccare la struttura. È morto ieri a Bologna, a quasi 97 anni, il matematico Gianfranco Capriz, tra i padri del calcolo elettronico in Italia, professore emerito dell'Università di Pisa, allievo della scuola normale superiore negli anni 40. Era nato a Gemona del Friuli il 16 ottobre del 1925. A darne annuncio l'Accademia Nazionale dei Lincei, di cui Capriz era socio nazionale della classe di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Ed ora i dati della pandemia: si sfiorano nuovamente i 2000 nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia, 1947 nel dettaglio quelli emersi nelle ultime 24 ore. I ricoveri in terapia intensiva sono 12, le persone accolte in altri reparti 241. Si registrano oggi anche 4 decessi, 2 a Trieste e altrettanti a Udine. Il Comune di Udine interviene in aiuto alle imprese che operano in città, prorogando la scadenza dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico al 31 marzo del 2023. Per aiutare le imprese che operano in città, l'amministrazione comunale di Udine ha posticipato i termini entro i quali le attività che occupano il suolo pubblico devono pagare il canone. Come c'era stato un pochino sollecitato e richiesto anche dal Presidente della Camera di Commercio, insomma nelle settimane scorse, abbiamo pensato di intervenire appunto sul canone unico, che è quello per l'occupazione del suolo pubblico da parte delle attività commerciali e da parte delle attività mercatali. Non dimentichiamoci che comunque anche a Udine ci sono diversi mercati. Abbiamo appunto attivato un posticipo del pagamento che sarebbe dovuto avvenire entro la fine dell'anno 2022, l'abbiamo posticipato alla fine del 31 marzo del 2023, nella speranza che nel frattempo comunque insomma ci sia, le cose un pochino cambino. Poi eventualmente insomma ci siamo sempre state, per le categorie commerciali potremmo ragionare ancora. Per il momento lo abbiamo differito. Sono in arrivo nel capoluogo friulano nuove misure per gli allevamenti aziendali e intensivi nelle zone agricole per ridefinire le distanze con le zone residenziali. La Giunta Comunale ha dato il via libera ad una proposta di delibera per il Consiglio Comunale illustrata dall'assessore all'urbanistica Giulia Manzana, che introduce alcune modifiche alle norme del piano regolatore. La proposta di variante deriva dalla necessità di adeguare le norme per tutelare i residenti e contestualmente consentire uno sviluppo corretto delle attività agricole e migliorare la coesistenza tra l'abitare e il produrre.
Udine rifà il look a oltre 100 cartelli stradali e li sostituisce con altrettanti in lingua italiana e friulana. Il friulano conta oltre 600.000 parlanti ed è ai primi posti fra le lingue minoritarie d'Italia. La Giunta Comunale di Udine ha approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica bilingue italiano-friulano. Prevede la sostituzione di un centinaio di cartelli, tuttora monolingua, nonostante la legge regionale del 2001 relativa alle lingue minoritarie prevede espressamente che la segnaletica stradale sia bilingue. L'autonomia del territorio, ha rilevato il sindaco Pietro Fontanini, passa anche attraverso l'applicazione delle normative relative al bilinguismo. Per l'operazione, spiega il vice sindaco Loris Michelini, abbiamo ricevuto un finanziamento dall'Arlef di 35.000 euro, integrati dal Comune di Udine per una spesa totale di 88.000 euro. Sostituiamo tutti i grandi cartelli all'interno della circolazione della città, dove inseriamo anche il friulano, e soprattutto sostituiamo e andiamo a inserire 112 cartelli per poter mettere il friulano, quindi la lingua italiana e friulano sotto, con tutti i simboli, e con quello stesso atteggiamento abbiamo cercato anche di in qualche maniera sostituire quelli che erano in cattivo uso. Sta per tornare il Ceghedaccio, appuntamento venerdì 21 ottobre al Padiglione 6 della Fiera di Udine. Dopo il successo della serata di maggio, arrivata dopo un'attesa durata 2 anni a causa della pandemia, torna il Ceghedaccio, un appuntamento in programma venerdì 21 ottobre da non perdere. Adesso ci ripetiamo e siamo tutti molto carichi per fare una serata fantastica il 21 ottobre. Aspettiamo tutti, giovani e meno giovani, per questa serata ormai al 29esimo anno di musica anni 70, 80 e 90 che speriamo faccia felici tutti. La musica è protagonista, ma la scaletta si può dire già qualcosa in previsione del 21? Ma la scaletta non l'abbiamo mai fatta, non la facciamo mai. È tutto con i dischi in vinile, questo bisogna dirlo. Quest'anno sicuramente ci sarà un omaggio a Olivia Newton-John, che è mancata, che per noi è stata un grande amore, quelli della nostra generazione, perché Sandy è Sandy. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione sportiva e poi le previsioni del tempo a cura del nostro Antonino Renda. Grazie come sempre per la vostra cortese attenzione. Vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia di Telefriuli. Arrivederci.